Mi ho fatto 30 anni di palombaro e è uno dei miei mestieri, perché ho fatto di tutto. Uno appassionato come me non era niente difficile, non era niente difficile. Anche adesso che c'è tecnologie, però sono stato al Varignano 3 anni quasi e ero perfetto sul mio campo. Ma lei se la ricorda la sua prima immersione? Avrò avuto 10 anni. Quindi senza bombole? Senza bombole in apnea. Praticamente, modestamente, passavo i 3 minuti di apnea a chi tempi là. Andavo tutti i giorni a pesca, nei fari. E poi ha cominciato a farlo per mestiere però? No, dopo sono andato a militare e ho fatto il corso da palombaro e sono buon Saturno a Varignano e sono sempre là. Mi hanno prelevato e non mi hanno mai mandato via. Ce l'ha ancora, la mantiene ancora la sua attrezzatura? Sì, quasi tutta, meno il vestito che si era bruciato. Qual era la regola numero 1 durante un'immersione? La regola numero 1? A me non ho avuto mai regole. Io ho fatto la guida del comandante di Varignano dei incursori che hanno fatto il corso a Palombaro. Mi hanno messo lì come organizzatore a quei tempi là. E erano contenti perché mi spiegavo tutto quello che doveva fare. E si riuscì a fare il corso, insomma. Non ha rimpianti? No, anzi sono stato richiamato per 3 anni, ogni 2 anni, per un mese. Però non ho rimpianti neanche adesso, è la mia vita. È la mia vita, l'acqua. Anche quando ero piccolo, che ero età sua, andavo fuori, tutti nuotavano in superficie e mi ero sempre sotto acqua, che nuotavo. Così. Cioè, comunque è tutto bene, non ho mai avuto incidenti, lo seguivo i sommosatori, che cacciava in pelosia, lo tirai su, senza che abbia gravi conseguenze e altre robe, insomma. E mi chiamava sempre me, quando ero al Varignano sono stato l'unico di leva, non c'era volontario di leva. E ho detto, potrei andare, no, non ti va via più finché ti resti qua. Sono restato. Ho conosciuto tutti i capi che hanno fatto la guerra, Capobianchi, Baldo, tutti quanti ho conosciuti, Morbelli, tutti quelli che hanno fatto la guerra. E lì non andava più in acqua, però era un bel posto. Il Varignano era un bel posto, anche se adesso è moderno, perché ha fatto le piscine, non era niente, però la banchina, ho fatto la prima cena all'isola di Palmaria e poi mi chiamava il gatto, mangiavamo pesce ogni giorno e così è la vita. Beh, per me, non ancora, perché ho 82 anni, però non ancora, se dico la verità.